Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la cronaca. 3 colpi in 3 diverse farmacie di Busto Arsizio, tutto in una notte, non era mai successo. Si ipotizza che abbia colpito la stessa banda, ancora da quantificare con esattezza il bottino. Questa mattina la scoperta nella rivendita di medicinali di Santi Apostoli in via Genova, nella Mazzucchelli in via Cavallotti e nella comunale Agesp 1 in viale Rimembranze. Sono intervenute le volanti del commissariato di via Foscolo che hanno effettuato il primo sopralluogo chiamate dai farmacisti. Al momento risulta che siano stati rubati solo i soldi delle casse, mentre si sta verificando se siano stati prelevati anche dei medicinali. Gli investigatori sono già al lavoro, a partire dalla raccolta delle testimonianze dei farmacisti e dall'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, anche nelle zone vicine. Andiamo ora a Saronno per un curioso episodio molto movimentato con intervento dei carabinieri e lieto fine. Un italiano e un marocchino che prima avevano litigato e poi erano venuti alle mani hanno infatti inaspettatamente deciso di chiudere il loro contenzioso non con una denuncia reciproca ma con un brindisi. I fatti si sono svolti l'altro giorno attorno alle 17:30 nella periferica via Varese. Al 118 è giunta una richiesta di soccorso con riferimento a una aggressione. Sul posto sono accorsi i carabinieri ed è arrivata anche un'ambulanza dell'SOS Uboldo. Sono state trovate 2 persone molto agitate e con qualche contusione. Poco prima avevano litigato, a quanto pare per futili motivi, e poi avevano anche iniziato a usare le mani. Erano entrambi piuttosto alticci. I militari hanno fatto da paccieri, l'equipaggio dell'ambulanza ha provveduto a fornire le cure del caso e poi i 2 hanno deciso di dimenticare il loro dissidio e di andare a berci su, insieme. Per questo hanno raggiunto un vicino bar. Niente querela, tutto è finito con uno spritz. Oggi il magistrato Agostino Abate, già sostituto procuratore a Varese, è stato assolto dalle accuse di abuso d'ufficio e favoreggiamento dalla prima sezione del Tribunale di Brescia, con la formula più ampia, e cioè perché i fatti non sussistono. Il processo è stato celebrato sulla base di esposti dell'imprenditore Sandro Polita in relazione a un'indagine del PM Abate sulla clinica L'Acquiete. Il magistrato varesino, che attualmente è giudice al Tribunale di Como, ha sottolineato la totale infondatezza delle calunniose e strumentali accuse mosse da imputati in cerca di impunità e da qualche incerto magistrato smentito in ogni sede. La decisione odierna del Tribunale di Brescia ristabilisce la verità, ha detto ancora Abate, e mi libera dal vincolo del riserbo che doverosamente ho tenuto per tutti questi anni, sopportando in silenzio ingiuste decisioni. Andiamo ora a Legnano, altro guasto all'impianto di teleriscaldamento di Amga con il cedimento di una tubazione per il trasporto dell'acqua calda in via Cavour. Vediamo cosa è successo nel servizio del collega Luigi Crespi con le immagini di Publifoto. Altro guasto all'impianto di teleriscaldamento di Amga. Come già capitato lo scorso 24 gennaio, oggi la tubazione per il trasporto dell'acqua calda ha ceduto in via Cavour. Per riparare il guasto, Amga è stata costretta a spegnere la centrale, lasciando al freddo circa la metà dei 6.900 utenti collegati alla rete. In chiusura l'evento in Sala Montanari a Varese per i 10 anni di attività della Fondazione Circolo della Bontà. Un talk show in cui si è spiegato perché è interesse di tutti prendersi cura di chi ci cura nei nostri ospedali. Il servizio di Barbara Zanetti con le immagini dell'agenzia Blitz. Il Circolo della Bontà, la fondazione di Varese che aiuta gli ospedali della SST Sette Laghi e aiuta chi ci cura, compie 10 anni. Gianni Spartà, presidente e fondatore della fondazione, stiamo festeggiando i 10 anni. Quali sono stati i problemi più grossi? Ma non mi piace la parola, il verbo festeggiare, perché questo è la festa della donna, ma in questo momento le donne vanno in guerra e partoriscono nei bunker, quindi è veramente imbarazzante in questo momento parlare di festa della bontà vostra, cioè della cittadinanza e di festa della donna. Il bilancio è positivo, abbiamo colto il bisogno che c'era di costruire un ponte tra la cittadinanza e gli ospedali della SST Sette Laghi. E purtroppo l'occasione ce l'ha data quel bastardo Covid
E durante la cui emergenza noi abbiamo fornito veramente tanto sulla base di una raccolta fondi che ha stupito anche noi. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.